cure mai interrotte, come mai si è fermato il dialogo tra pazienti e operatori sanitari dell'Istituto Oncologico Veneto. Iniziata il primo fine settimana di marzo, la campagna vaccinale qui non si è mai fermata. La prima dose è stata ricevuta da 6.236 pazienti, la seconda da quasi 6.000. Sono quindi vaccinate contro il Covid-19 il 96% delle persone in cura allo IOV. C'è stato un grande lavoro da parte degli oncologi nel contattare i singoli pazienti, perché sono stati chiamati uno a uno. È stata valutata dal medico la data, il momento in cui era più opportuno per il paziente essere sottoposto a vaccinazione, ma c'è stata anche una grande sensibilità dei pazienti e dei loro familiari ad aderire. L'istituto è partito con 2 fine settimana di ottobre anche con la dose booster, la terza dose. Sono 5.000 i pazienti in cura che hanno indicazione a riceverla. L'adesione evidentemente in questo momento è più bassa rispetto a quella che è stata per la prima e la seconda dose, siamo attorno al 56%, ma alcune persone hanno dichiarato che avrebbero voluto riflettere ulteriormente. Adesso metteremo in atto una modalità interna di ricordo a queste persone. Non vaccinati sono 31 operatori dello IOV, dove entro fine anno si conta di recuperare tutte le prestazioni sospese causa Covid.